Ai nastri di partenza, la sesta edizione del torneo Memis, terza e quarta categoria, si parla di tennis e lo si fa insieme all'istruttore Carlo Piu che praticamente giocando in casa, essendo figlio d'arte e maestro di questa disciplina, ci presenta questo evento che ormai sesta edizione significa che nonostante solo due campi, tanti partecipanti, tanto entusiasmo. Sì, siamo alla sesta edizione del torneo Memis, terza e quarta, e siamo molto soddisfatti dei numeri degli iscritti, soprattutto perché abbiamo superato gli 85 iscritti nel tabellone maschile e femminile. Abbiamo circa una ventina di ragazzi under, quindi questo ci fa molto piacere, under 14, under 16. E poi abbiamo iscritti dai 13 anni di età fino ai 67, quindi over 65, questo ci fa molto piacere, coinvolgere un po' tutte le fasce di età. Siamo molto contenti e soddisfatti, abbiamo organizzato il torneo io, mia sorella Gabriella e mio padre Mino e quindi sì, è una bella soddisfazione anche quest'anno con soli due campi raggiungere questi numeri di iscritti. Qualcuno mi ha raccontato che però questi due campi a breve verranno, diciamo, corroborati dalla nascita di due altre strutture, peraltro coperte. Eh sì, questa sarà l'ultima edizione del torneo con soli due campi, ovvero hanno appaltato da pochissimo i lavori alle imprese per realizzare gli altri due campi da tennis con la copertura di un campo, quindi nel 2020 la prossima edizione sarà fatta con altri due campi da tennis e siamo molto contenti. Sì. Carlo, si parte? Allora, i lavori dovrebbero partire a settembre circa, più o meno. Adesso parliamo anche però del torneo. Partiamo che giorno? Allora, il torneo è partito il 24 di giugno, adesso siamo al secondo turno della tabellone di terza categoria e proprio oggi sono in campo in questo momento i ragazzi del secondo turno della terza. Ora, le finali dovrebbero essere previste per sabato alle ore 10, quindi invitiamo tutti anche in questi giorni, ma soprattutto i giorni della finale per vedere gli incontri.